Allora, benvenuto Marco. Facciamoci una chiacchierata. Allora, amici bellini, no, non è che potevo fare un altro video. Vi è piaciuto molto il video di ieri sul bloccato qua, Marco? Come si sblocca? Bacio di Kvara. Kvara deve ancora essere rinnovato. Allora, non vuole essere un video sfogo perché non sono il tipo e così. Però come voi siete alla ricerca di notizie, lasciate un like. Al video di ieri sono arrivati più di 1000 like, siete straordinari. Veramente non so cosa dirvi, è uno scherzo, è un modo per stemperare la tensione. Io accendo la telecamera anche per salutarvi, perché così rimaniamo in contatto. Io mi sento, lo so, ve l'ho detto più volte, che mi sento in colpa quando non rilascio un video, e qualcosa c'è nell'aria, ma in generale carceristica, perché con l'infortunio di Scamacca qualcosa si può muovere. È immediato il pensiero del tifoso del Napoli che dice: pigliate va Simeone, ci aggiungiamo noi i soldi, ci pigliamo Cop Miners. Certo, però come noi pensiamo questa cosa, e la penso anche io, perché Cop Miners rappresenta tutto quello che potrebbe far comodo al Napoli, ma fa comodo a tutte le squadre. Quindi mentre noi diciamo l'Atalanta, tenete il problema, ve lo risolviamo con Simeone, c'è la Juve, i tifosi della Juve che dicono: pigliatevi a Milik e ci pigliamo Cop Miners. La Roma: pigliatevi a Abram perché noi abbiamo speso tanti soldi. Il Milan, che ne sa, Jovetic, ogni squadra, l'Inter, Correa, pigliatevi insomma, ogni squadra. Non pensiamo di essere gli unici sul mercato che devono fare delle cose e che devono risolvere delle cose. Di conseguenza è una chiacchierata per far sbloccare qualcosa. Io è capace che faccio il video, nel momento in cui lo posto esce la notizia di mercato, allora mi sto sacrificando con un video che magari non fa visualizzazioni perché non c'è niente di cui parlare. E se non Mazzocchi che canta Day Off, quindi il Napoli ha postato la cosa simpatica o meno di quando si devono fare il karaoke tutti quanti, Conte che canta, Leli Oriali che canta, Mazzocchi che canta. Tra l'altro a Mazzocchi gli hanno messo il riverbero, il delay a cappella, una voce anche veramente importante, fa la canzone Neomelo. Si sprecano i commenti al riguardo, e quella è una base meme molto importante. Nel frattempo Conte si è fatto un giro in bici oggi, e non posso fare a meno di ricordare in una delle interviste di Conte, quando lui diceva: puoi sbagliare la donna ma non puoi sbagliare il portiere e il centravanti. È immediato, no? Tutto il discorso che si porta in giro, quello: se non sblocchi Osimhen non si sblocca niente. Io ho cercato con la massima umiltà di ricordare a tutti che non è Osimhen, perché il Napoli qualcosa l'ha spesa. Allora se tu Osimhen... Non si sente? Ora si sente un po' meglio? Sì. Hai bisogno di venderlo per mettere i soldi sul mercato, è un conto. Ma al di là di questo, io devo sempre ricordare che si sblocca il mercato solo quando escono Mario Rui, Juste, uno tra Nathan e Juan Jesus, e capire la situazione degli esterni. Questo va al di là di Osimhen Lukaku, e va al di là di un discorso che, se voi volete innamorarvi di un'idea che porta nuovi trequartisti, che porta nuove situazioni, va benissimo, ma la realtà delle cose è un'altra ed è diversa. Io tra il serio e il faceto dissi: Conti ha chiesto Julian Alvarez, quando tutti quanti dicevano: no, quello non si muove perché sta bene là. E intanto l'Atletico Madrid pare che stia facendo sul serio su Julian Alvarez, e là si potrebbe muovere qualcosina, perché esce Julian Alvarez dal sì. L'Atletico Madrid nel frattempo ha venduto ha perso Dobbik perché è andato alla Roma, ma ha venduto Morata, perde Depay, e a free, tra l'altro. Ragioniamo se Depay forse non ha più senso, però fa Sorlot. E adesso fanno sul serio su Julian Alvarez. Questo potrebbe significare che cedono Omorodion, e pare il Chelsea sia pronto a spendere su Omorodion. Altre squadre, perché quando mi si dice: ma quelli sono tutti fermi,
Non proprio. Certi milioni si stanno muovendo in Europa per giocatori che sono interessanti. Il Paris Saint-Germain prende il giovane del Benfica e spende una bella cifra. Allora, quando sono convinti di fare la spesa, la fanno, e questo poi ti può portare a catena tutta una serie di altri movimenti. Ma quando poi si parlava scusate, vado un po' a braccio perché veramente sono riflessioni del pomeriggio sera per voi. Quando si ragionava ma quello aggiunge la presa dei pacchi verdi eccetera eccetera, sì, ma quello su cui era bravo probabilmente Giuntoli con noi era le cessioni, era saper piazzare poi dei giocatori in esubero anche a prezzi importanti. E adesso, se qualcuno poi faceva il paragone, la Juve ha fatto un errore con Chiesa perché l'ha messo fuori rosa, evidentemente, perché visto che Chiesa va in scadenza l'anno prossimo e non rientra nei piani, questo è un modo di dire questo è in saldo, qualcuno se lo venisse a prendere, capite? E se questo è un errore, come tutta Italia sta dicendo, grande errore della Juventus con Chiesa, noi con Osimhen che cosa abbiamo fatto? Dichiarando apertamente, proprio ufficialmente, che Osimhen non fa parte dei progetti, non facendolo allenare, non facendogli fare le amichevoli, e questi è capace che aspettano, nel frattempo si muovono su altre cose. Tu a Conte l'attaccante quando glielo dai? Che gli altri poi si devono allenare insieme all'attaccante. Se non sbaglio, tra pochi giorni si va a giocare la Coppa Italia che la puoi giocare con chiunque. Una riflessione va fatta sull'11 iniziale della Coppa Italia, a partire dal portiere, perché qua probabilmente si muove qualcosina anche per quanto riguarda il portiere. La prima riflessione da fare è sul fatto che magari ci sono degli accordi, Meret per il campionato e Caprile per le partite di Coppa Italia. Poteva essere un accordo, quindi potremmo vedere Caprile in Coppa Italia anche se non ci fosse una bocciatura reale per Meret, che Conte in sede di presentazione ha detto no, questi sono i portieri, sto bene così, perché sicuramente il Napoli, avendo tutte le altre cose da fare che conosce molto bene, avrà pensato il portiere andiamo avanti un altro anno e poi, perché ragioniamo anche sul fatto che questo deve essere un progetto sui 3 anni, quindi io mi rendo conto, sono io per primo che voglio vedere Cop Miners, che voglio vedere tutti quelli là, però quando una squadra arriva decima non ha poi potere di acquisto, non è per la questione del sicario, ma alcuni giocatori vogliono giocare la Champions, vogliono giocare in Europa, questo è più o meno il problema, e altri giocatori che stanno qua e se non hanno un'offerta allettante è capace che restano e si giocano le loro carte, il contratto ce l'hanno, i contratti si fanno rispettare, hanno un senso. Ecco le difficoltà che sta affrontando il Napoli in questo momento, e quindi noi un ragionamento su Meret lo dobbiamo fare, perché che ci crediate o meno, poi uno vuole anche credere a delle cose, ci sono delle indiscrezioni che vengono anche su Twitter, si fa di nuovo il nome di Kepa, quindi di nuovo logo Chelsea o logo Lukaku, logo pigliatevi Osimhen, pigliamo tutto quello, perché Lukaku è il più pagato del Chelsea e qualcosa pure la devono fare in uscita. Insomma, vi renderete conto che la situazione ristagna. Ecco, mi viene da dire ristagna, e in questo momento non sappiamo come uscire. Io faccio un controllo se ci sono delle novità. C'è una cosa che ha scritto Criscidello che non ha alcun senso, insomma l'Atalanta aveva chiuso Foloruscio col Napoli per 15 milioni di euro, era tutto fatto. Dopo l'infortunio di Scamacca però l'Atalanta si è scusata con il Napoli e ha interrotto la trattativa. Criscidello, ma fammi capire, un giocatore che ha appena rinnovato, va bene che c'è Giuffri, quindi ci possiamo aspettare di tutto, ma un giocatore che ha appena rinnovato Pigliuvina all'Atalanta per 15 milioni, ma che significa sta cosa? No, non mi spiego, ma il mercato, le vie del mercato sono infinite e tutto può essere nella vita come nel mercato. E poi lei di Fabrizio Romà che dice nessun cambiamento finora sulla trattativa Osimhen con il Chelsea. Fabrizio ci aveva avvertito che non era una cosa di 1 o 2 giorni. Il Chelsea esplora i colloqui con il Napoli vuole Lukaku, Osimhen non ridurrà il suo stipendio e non è aperto al prestito secco o all'opzione di acquisto in questo momento. È ancora previsto il suo addio dal Napoli, ma ancora nessun cambiamento concreto. Signori, che vogliamo fare? Parliamo, guardiamoci nell'anima. Napoli, che vuoi fare? Conte che
i tifosi, quelli là un po' tutto apposta, vedono che Conte canta, vedono che Conte va in bici e dicono ma allora come sta arrabbiato, e scrivono queste cose, sta felicissimo, sta contento. Che da fa Conte? Si deve rifiutare di prendere il microfono e deve stare là incazzato al telefono con De Laurentiis, muoviti, dammi la squadra. No, Conte fa il suo percorso, conosce sicuramente le difficoltà e man starà a telefono con chissà chi per cercare di sbloccare le situazioni. Però un po' di affanno lo possiamo registrare e lo stiamo registrando. Poi se l'affanno riguarda anche le altre squadre ce ne facciamo una ragione, ma onestamente quelli che sono arrivati decimi siamo noi. E quindi dobbiamo noi recuperare terreno in teoria e sulla carta rispetto alle altre. Quindi dai Napoli, questo deve essere l'ultimo video che facciamo così, diciamo a vuoto, e poi dobbiamo parlare di campo, quindi dobbiamo parlare dei giocatori. Dobbiamo capire se contro il Modena e Coppa Italia vediamo Caprile, prima cosa, se vediamo Caprile. Seconda cosa, se giochiamo, perché Mazzocchi, la distorsione caviglia di cui si parlava pare che non sia gravissima, ma magari non starà al 100%, quindi possiamo immaginare o Zerbin sulla destra. Facciamo questa formazione, che ne dite, per divertimento facciamo la formazione. Questo qua ce lo segniamo, perché per le liste è sempre importante. Se non avete visto il video delle liste, allora uno ancora continua a dire esce Caiuste e arrivano Brescianini e Gilmour. Non funziona, non può funzionare così, a meno che io non abbia sbagliato e non scopro che Foloruscio è Vivaio Napoli e Vivaio Lazio. Questo ve lo so dire. Magari scopriamo che Mazzocchi è Vivaio Napoli, non lo so, Caprile Vivaio Napoli, che lo possiamo spostare nel Vivaio Napoli. L'unico che pare che abbia veramente offerte tra il Parma e il Cagliari così è Gaetanino, che non sposta niente. Manteniamo questa situazione e facciamo la formazione contro il Modena. Olivera sta arrivando, sta dietro l'angolo, ma non penso che vada subito titolare. Juan Jesus non pensiamo. Nathan, Buongiorno, Rachmani e Di Lorenzo. La situazione è questa: se Mazzocchi non sta bene, questa è una delle ipotesi, con Buongiorno centrale, Nathan braccetto e Rachmani braccetto di destra, con Di Lorenzo che si fa tutta la faccia. Leviamo Foloruscio, leviamo Caiuste, questi due al centro, leviamo Ngong, leviamo Lukaku perché ancora non è arrivato. Osimhen non lo vogliamo far giocare e non lo facciamo giocare. Simeone, ora Spadone, non capisco. Politano lo teniamo sempre così. Rafa Marin è un'altra delle possibilità. Se non vuoi far giocare Nata, metti Rafa Marin qua, Buongiorno lo metti di braccetto di sinistro come abbiamo visto, perché tra Rafan e Mara Farin, i due, là deve decidere Conte chi è più pronto per lui, e secondo me leggermente in vantaggio Rafa, ma lo scopriremo solo giocando. Che dire, Simeone qua è carino, che dà. Zerbini è un'altra possibilità, che ti giochi qua se invece tu per forza vuoi Di Lorenzo braccetto lì, e quindi fai giocare Zerbini sulla fascia destra o Spinazzola sulla fascia destra. Non credo che facciamo questo adattamento così. E poi tra Meret e Caprile bisogna capire se ci sono delle soluzioni o delle cose interne che sono state già stabilite. Signori, dai, resistete, come diceva quel film che è bella vista, resistete, perché tra un poco ci sarà la resa dei conti, ci sarà la resa dei conti, dove non parliamo che si dimette subito, non credo proprio, però parliamo che la squadra deve essere completata veramente al più presto, perché tu vuoi cominciare la Coppa Italia così, perché il Napoli non ha mai dato reale valore alle coppe, non se ne è mai fregato. Magari la Coppa Italia interessa fino a un certo punto, allora tu non sei preoccupato, non spingi e non te ne frega, però poi comincia il campionato, tra pochissimo. E quindi dai, molte cose secondo me si sbloccheranno all'ultimo minuto, quando le squadre cercano di fare i colpi finali, dove le squadre sono prese con l'acqua alla gola perché devono riballare le liste. Allora, invece di mettere fuori rosa Mario Rui, invece di mettere fuori rosa Caiuste, qualcuno te lo chiede in prestito, ci paghi metà dello stipendio, ti troverai a fare delle cose del genere per poi poter completare le liste senza lasciare nessuno fuori, perché non vorrei fare una situazione tipo Dem, non mi sembra proprio il caso. Da New York direi che, se controlliamo, è tutto, perché non ce n'è altro. Vediamo, adesso che posto il video qualche cosa succede sicuramente e voi me lo scrivete nei commenti. Se vi va di lasciare un like a questo video aiuta la barca, altrimenti aspettiamo le notizie.
Ciao.